Io ho cominciato fin da bambino ad avere la passione per l'agricoltura, e tanto è vero che già dalle scuole alimentari, quando mi facevano fare i temi, scrivevo dovrò fare la scuola per diventare agricoltore. Quindi dopo questa passione ho fatto agraria, ho continuato all'università sempre con agraria, mi sono laureato alla triennale, adesso velocemente speriamo di fare anche la magistrale e di concludere il percorso in modo di essere completi al 100% dal punto di vista delle conoscenze agronomiche. I fondi PSR sono stati utilizzati esclusivamente per l'acquisto di macchine e attrezzi, perché siccome l'azienda è improntata sull'orticoltura, quindi è necessario avere mezzi per essere tempestivi e per cercare di fare pochi passaggi, pochi calpestamenti, quindi si è voluto investire e puntare su mezzi che mi permettessero, come un esempio un'irroratrice per i trattamenti con una capacità di lavoro di 20 metri per diminuire i passaggi all'interno della coltura, oppure preparatori per riuscire a lavorare, far minime lavorazioni anche, e quindi riuscire a fare più cicli di coltivazione con bassissimi tempi di lavorazione. Quindi con gli investimenti che ho fatto i risultati sono molto soddisfacenti, vedo che la redditività c'è e quindi l'azienda è effettivamente sostenibile, anche grazie a proprio i vincoli dati, perché altrimenti sarebbe stata un po' meno studiata la cosa, invece così è stata ragionata molto di più e si è impostato in una maniera che effettivamente funziona. L'agricoltura la vedo come settore in qualsiasi stato, quello principale, quello primario, perché da lì parte tutto, basti pensare alla filiera agroalimentare da mangiare a qualsiasi altro tipo di industria, da quella delle macchine a quella della lavorazione, dei trasporti, e di conseguenza dopo attualmente ci sono anche tante attività del settore terziario che prendono in considerazione l'alimentazione e l'agricoltura.